in sas dies niedas. Galana. Io sono Paolo Pillonca, sono nasciuto in Sardegna, in Osilemannu. Questa è una delle salvidas più belle del mondo e in Sardegna spero di morire puro. Se stue. Ho fatto 2 arti in salvita mia fino a Sai Como. A primo su professore delle belle lettere in italiano del liceo scientifico, poi sono dirigente dell'Unione Salda, ma convinto a lasciare di scuola proprio essere giornalista, l'ho fatto, un piacere, ancora sto attendendo giornalista come esterno in Nuova Sardegna, tengo una rivista che si chiama L'Accanas. Ha scritto parecchie cose che mi sono interessato più che altro dei poetas improvvisatori, però ho inteso dovere di scrivere qualche cantone, pure non poesia, cantone, per Piero Marras, per Franco Madao, per Anna Maria Fuggioni, per Maria Joanna Cherchi, per Sottore Salidos, per Fuedo e Gesto, e poi ha scritto un romanzo che si chiama Antonandria, che è una storia capitata a Beru, ed è poi ciambato in qualche dritto in una idea sul centro della Sardegna, una idea della Barbaggia. So che pure come sto scrivendo un'altra varia storia, e noi il protagonista è un anzonello di Murva che ha vissuto però un'altra vita come femmina umana, un'anzonetta di Murva. Non riesco a mica bigere questa storia, però la sto scrivendo. Mi sono un vago dimenticando qualche dolore. Buonasera a tutte e a tutti, intanto grazie per essere venuti oggi ad Azzara in questa festa che noi abbiamo pensato di dedicare al nostro concittadino Paolo Pillonca. Ringrazio in particolar modo la famiglia che oggi è qui presente, signora Maria Grazia, che vorrei che lei capisse quanto Azzara prova affetto per Paolo, per tutti voi, per la famiglia, e questa è qualcosa che noi abbiamo pensato per rimarcare questo affetto. È una manifestazione questa che è stata possibile grazie soprattutto al lavoro di Piero Marras, della casa editrice Domus de Gianas, con il contributo importante della Fondazione di Sardegna. Per questo vorrei ringraziare la Fondazione e il Presidente Antonello Cabras. Grazie. Io non conoscevo Azzara, se non quando dopo che Paolo me ne ha parlato, e mi ha parlato di questo paese che è il paese dell'accoglienza. Mi ha citato tutta la storia, i pittori spagnoli e poi il grande Corriga, e insomma tutto, e io poi sono stato testimone di questa accoglienza. Ho avuto l'onore di essere insieme a Paolo cittadino di questo bellissimo paese. Vi ringrazio ancora per avermi dato questa cosa che tengo nel cuore. Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti. Non poteva che essere un verso poetico, Paolo Sestue, l'inizio, il titolo di questa manifestazione che Azzara dedica al suo figlio onorario Paolo Pillonca. Sa capito con Azzara, certo, sa cittadinanza onoraria, certo, sa amistadi fungudas che Paolo ha attento come de persona di Azzara, con tutto sai da creo. Ma io penso che sa capio è già da me da prosai largo. Di un luogo funguto, di anche si forma a capio che non t'ammorre mai. Poi prima dessa cittadinanza onoraria, enidi Azzara sorrebella de sos malassortados. Lughi da che stella in che los annuados, è sa proprio cosa che Paolo scrive, l'umera in sas dies nietas. Esti is proprios fueddos
chi su scrivi possa mamma. Quindi il legame di Paolo con Azzara è molto più profondo, molto più antico, molto più lontano. Tutto altro è di Goa, cioè di stato un sindaco di Monugoro, intelligente, che ha di fatto bene tutto questo, ma sa capio è di me da Bruxelles largo. Mi chiamava per chiedere come si stava in casa, come si stava ad Azzara, eccetera, eccetera. Poi in realtà la chiamata si spingeva anche alla richiesta di un po' di approvvigionamento di vino che gradiva, perché dice che gli faceva bene quel tipo di vino, e quindi si cercava sempre di accontentarlo con gli amici che magari andavano a Cagliari. Ricordo questo, ricordo soprattutto i consigli e ricordo soprattutto il sincero affetto che lui nutriva per noi, la sua grande amicizia per esempio con Antonio Corriga, che sfociava quando erano insieme in qualcosa di estremamente gradevole e meraviglioso. Ci vorrebbe un libro per raccontare tutto quello che ho sentito, alcune cose non le potrò neanche scrivere, però erano situazioni bellissime, persone che avevano affetto per Azzara. Noi abbiamo conferito a Paolo Pillonca e contestualmente a Piero Marras, mi pare nel 2007, la cittadinanza onoraria, che era proprio non tanto un atto dovuto, ma un gesto d'affetto e di riconoscimento che tutti noi abbiamo sentito il piacere, non il dovere di fare. Azzara, cava vida de todos os pintores, trazar vida novida, protegger los fiores. Azzara, sorrebella de esos malas soldados, lumina que estelas de los anuados. Franciscano, ma tu lo sei lo cante, su che buona fresca, in sarve scandes, so sempre di accarrete, tornare a pezzini a su, pentosa ferrere, a prendere traschia. Azzara da posto vinza canzoni, ma da fatto un amore in pruso, mes articoli su giornali, mes canzoni, e in sa attenzione che donava a questa bidda quando è partito forse pensando a Singhizza a Corriga, a sa famiglia sua, a sarti sua, a sa vittura, tutto, e poi a spittore spagnolo, e poi ha cominciato. Tocca da fare un vestimento in velluto, e noi da vadioso, Azzara. De più pigai bino, Azzara. In questo concorso letterario, su questo da premio EU, poeta Caene de San Luce di Azzara. A suo maestro Corriga, quando di dedica di scrivere in Sa Nuova, poi 80 anni di luce. Ma non fu di scetti San Luce che ha fatto Azzara famosa in suo mondo, dei pittori, no? Furia da Satra, che questa scommessa è Satra, è scusa de Azzara Zorrebella de sos malasortados. Poi Paolo riconosceva questa luce, la riconosceva, non ha un italiano, poi ti voglio sapere proprio che tenia adesso. Poi ti voglio ci capiamo Azzara, babbo, proprio per questa passione, per questa poesia, che questa zona non era sempre, Azzara, Meana, Lacco, Samugheo, fu di sa zona ania zagattanta si appassionausu plus competenti de poesia. Cussus che si ghiant a sa poesia teniant in coro is poetar de su, massimamente is poetar de su locutoro. Oi noi deppia essere fino a Bruno Agus, che è su poeta improvvisatori prusu esperto, prusu anziano. Non espulsione era dell'umano, ma di mandare un sonetto che Bosiliggiu mi vai per aggiornare a Duligiri, poeta Bruno Buru, bene da noi, ogni anno a cantare questa festa di Santa Maria. Mi dispiace Paolo che non sia per onorare presente in Azzara Zaida che da ia simpatia ed esta mia puru tanto cara
tu elischisi in coro e mente mia, e s'immagine tua sempre giara, ma azzara, piena e galania, creo da ammentare in forma rara, quando in austu prosamama ed eu, bando a cantare comente donzannu, già lo spregunto sia s'amico meu, li han reso su giusto onore mannu, e tue, Paolo, in salto in Pireu, godas s'eternidade se ne danno. Rai Radiotelevisione Italiana. Gara poetica. Selezione curata da Paolo Pillonca. Questa registrazione è stata fatta con mezzi Rai nel 1979 a Bonarcado per la festa di San Giovanni Battista il 24 giugno ed ha per protagonisti due poeti estemporanei, cioè due rappresentanti di un'arte antichissima in Sardegna e perfezionatasi via via. E ne parliamo col massimo esperto in materia, Paolo Pillonca, che ha scritto un libro fondamentale intitolato Cent'annos. Ciò che mi ha colpito è soprattutto questo carattere di invenzione del verso. Come inventare la parola dal nulla? I Perché protagonisti nella poesia a tavolino, della gara stessa non sanno in anticipo che cosa diranno, perché iniziano a cantare senza una traccia prestabilita e, finita la parte iniziale, è il comitato che assegna dei temi. Io ho conosciuto Paolo ai Salesiani, studiavamo molto il latino, molto il greco, e a Paolo il latino e il greco piacevano molto, gli piacevano i poeti. E che cosa c'è di più bello della lirica greca e della lirica latina? Lui ricordava una frase, ve la dico in latino ma non spaventatevi, rem tene verba sequentur, diceva che i poeti sardi, zio Beppe Soggiu, zio Raimundo Piras eccetera, avevano i concetti in testa e quindi sapevano parlare in poesia. E lui aveva fatto l'esempio di zio Beppe Soggiu, al quale avevano dato per una gara poetica, il tema era guerra e pace, e zio Beppe Soggiu, che non aveva studiato latino e greco, ma conosceva molto bene la Bibbia, aveva detto «Sa spada sempre affila una salama e in guerra va che sempre biubau. Si deve che sapare tener bramma, ammenta di a Giacobbe Chinisau, che guerraian puru in susinu e sa mamma, e si va che in guerra in cusa dimora, anda chi endessin sun peus ancora». Di Paolo noi sappiamo che è stato sicuramente il più grande studioso dei cantatori della poesia. Tra gli studiosi della poesia a Bolu, lui occupa sicuramente il gradino più alto. Teniamo conto che quando lui recupera tutta la storia dei cantatori della poesia, dà dignità, dà profondità, dà futuro a uomini che altrimenti noi avremmo dimenticato. Il grande merito di Paolo è stato quello non soltanto di aver scritto per intero la storia della poesia cantata, ma è stato soprattutto quello di aver recuperato, tolto dall'oblio, la storia di uomini straordinari che noi avremmo dimenticato. Lui è stato uno dei più grandi studiosi della materia al mondo, perché non c'è nessun luogo, se non in Sardegna, dove la poesia cantata è materia scientifica, è scienza. Perché negli altri luoghi, in Spagna, in Corsica, in alcune parti dell'Argentina, la poesia bolo, come diciamo noi logudoresi, appartiene al folklore. Non è mestiere, qui è un mestiere. Paolo sapeva associare a ogni paese della Sardegna una gara poetica e un poeta. Perciò quando uno di Tres Nurages ha preso moglie a Sant'Ulussurgiu, lui mi ha detto: alla ischis ottava che Bitano Morette di Tres Nurages ha fatto in una gara di Sant'Ulussurgiu, gai bella che si deve da ancora sa gente non l'ischidi chi l'ha fatta Morette, ed era questa: un babbu vivinde a malispera, carico di affanno e de fastizzoso, fa che mediu e procura sa manera, custu babbu de campare che intuvizzoso.
lo sallefa da che frore in Savastera, cantus vuore li gala dai Ghizzoso, a Savine li dana a Malagabbu, che in tu Vizzoso non campano un babbo. Ciao Paolo. Ecco perché Paolo poi, che crede nel valore della poesia cantata, si preoccupa e si chiede, oh bella musa, dove sei tu nel suo ultimo libro. Proprio fa questo ragionamento, per dire, ma i grandi poeti di allora non ci sono più, perché tu musa non li proteggi? Perché non fai tornare questa grande vena poetica che c'era un tempo? Probabilmente anche noi abbiamo sbagliato molte cose, perché sempre con maggiore fastidio assistiamo a gare di poesia. Probabilmente perché anche noi siamo presi dal fatto che basta vedere una comparsata di un giovinotto in televisione e subito lo si chiama per la grande festa del paese, gli si offre una barca di danari quando poi sono meteore che l'anno dopo scompariranno del tutto. Invece la poesia appartiene alla nostra storia, alla nostra tradizione, alla nostra cultura. Parizzos in Vellidium e occhie sanzoni, lo stenia a Inghiriu che cane samurone, i teschi li sa rendido a mi mozzare sala, tutto so schimman vendido ante in tu sorte mala. E Paolo Pillonca era imprescindibile perché nei suoi libri trovavamo tutto quello che non si trovava altrove, quindi chiunque si volesse rapportare da esperto o da semplice appassionato o da chi voleva iniziare a capirci qualcosa doveva proprio partire da Paolo Pillonca. Tutta una vita dedicata alla cultura sarda, era poeta, Paolo è poeta, quindi dedicata con amore e con profonda competenza. Una persona umilissima però, nella sua profonda conoscenza e competenza e passione lui era estremamente umile. Custa estis metricada, gliel'ho sentito dire 1000 volte durante i premi, Che cosa succedeva? A volte si difende una poesia, questa è bella, questa mi piace, e lui allora, quando non gli ritornavano i conti, iniziava a contare, contava le sillabe. E questo è un insegnamento profondo. Perché è un insegnamento profondo? Perché la poesia... Che cosa dobbiamo apprezzare della poesia? Chiaramente la bellezza della parola, chiaramente il significato più profondo, però la poesia ha anche delle regole e quindi bisogna rispettare quelle regole, perché la poesia è metrica. Chiunque scriva poesie sa che è così, quindi rispetto delle regole. Questa est ismetricada, e quindi contava. Se io dovessi raccontare di Paolo, dico che tra le immagini che custodisco ce ne sono due a me molto care. Paolo che parla nelle piazze oppure nelle sale affollate per un convegno sulla lingua sarda, sulla poesia, oppure Paolo il giornalista e lo scrittore. Devo sottolineare una cosa, che tanto con la voce quanto con la parola scritta Paolo secondo me è stato uno dei più grandi comunicatori di sardità degli ultimi anni in Sardegna. Lui, come diceva con una intuizione felicissima Marci, è un profeta di sardità perché aveva il dono della voce, il samaritano della parola, lo chiama Don Cugus. Qui Antonio Sanna parla dell'importanza del tradurre, della traduzione in lingua sarda di opere, possibilmente grandi opere, tipo ad esempio l'Odissea che Antonino Rubato aveva allora già tradotto, infatti c'è un frammento.
Tre sono al virtù del manna di Paolo. Sa ocche, sa paraula e si scrittura. Voi conoscete sa paraula e conoscete si scrittura. Ma a mie, questa esperienza di companzia, di amicanza, di amistà con Paolo, sa che mi torrata in mente e in coro e saocche di Paolo, saocche si identità sua, saocche stanno in pare, andando in una macchina, ad una ida fai dare in pare, intenne saocche. Beh, una società che spera. Sa barzelletta l'abbiamo intesa tantar via, su conto non l'abbiamo scontato tantar via, ma saocchi sempre nuova. Si spera. Saocchi e schiacche companzia. E come promene e saocchi sa che mi mancata. Questo mese di lampada sono stato in Batturida. Vi stato già in Paolo in tutto Arbattoro, in anno scolato. E come arriva io a Saida mi sentio solo. Non vi so che sua, so che sa presenza sua. E però diretto mi naraia una tinnamenta scannon che servenneto in Paolo. E poi si chi ne sarreio lo montovaiamo e poi mannicanno a mezzodì e torremo a fare dare de Paolo e tanno noi pro solo. Noi pro solo. E per torre in companzia. C'era una sosta obbligata nei nostri viaggi, il bar di un distributore di carburanti a metà strada tra Cagliari e Sassari. 10 minuti appena, giusto il tempo di un caffè e per lui, anche quello di una sigaretta arrollata a mano e fumata a metà. Sinceramente non era, almeno per me, il luogo migliore in cui fermarsi. Non ho cambiato idea, ma ora è diventato il posto delle mie fermate di cittadino viaggiante sulla 131. Così mi sembra di ricordarlo ancora, mentre prende il tabacco dalla busta, prepara la sigaretta e parla con la sua voce soave. Chi stiano ancora, Paolo caro, deo già disculto. Ho sudore per un anno e questo impari con questa fotografia che ha fatto, credo che da fatta da religioso, o sbaglio. Pare che Ateneoso sa Gioconda, da me che è stato suo marito, sa notte che sono mengue. Si questiona qui sogoso, si individua dopo che tu beffas, che stiano sì, commenti, a seconda dei commenti tu castias, pare che di me che pensai, e un pochetto di loda e un pochetto di compadessi, perché che non so sempre a saltezza cosa sua. Mila una mano sopra la e caentami su coro esa carena fino a mentre as horas prosmala ma n'appare una bruslana cariño de arcanos sentidos estrina de fiore de monte aura estagios fadadas ses tu ponemi la mano sopra la e caentami su coro esa carena fino a mentre as horas prosmala ma n'apparre una bruslena ponemi una mano
un sardo illustre vissuto un secolo e mezzo fa circa, un prete archeologo, il canonico Spano di Cloaghe, che diceva: ispire limbazos è sapiduria, conoscere le lingue equivale a diventare saggi. Quindi più lingue il bambino conosce, più lingue noi stessi adulti conosciamo, e più ci arricchiamo spiritualmente. Un giorno gli telefonai: senti, ho un titolo, bisogna riempirlo di contenuti, però i contenuti possono essere tanti, però vorrei che fosse una cosa dove ci divertiamo anche, dove il titolo è questo: A forar de Saianna. Io che saco sempre in movimento e prutti scude le pruse scontento a forar de Saianna, a forar de Saianna, a fora ballo coi mare. Ricordo Paolo, giornalista all'Unione Sarda, quando era vietato usare il sardo nei nostri giornali. Per fortuna era il direttore Vittorino Fiori, il fratello di Peppino Fiori, l'autore della vita di Antonio Gramsci. E una sera insieme avevamo raccontato a dottor Fiori che eravamo stati a Teulada per una gara poetica. Vittorino Fiori aveva chiesto quanta gente c'era. C'erano 500, 600 persone. E allora scrivi: da quella volta ogni lunedì uscivano i pezzi di Paolo Pillonca sulla poesia dialettale sarda e i giornali il giorno dopo vendevano perché c'erano le notizie in mezzo alla gente. Giuane così zeri mananadu, ma che reti su puru così zaro, amora della Ianna, amora della Ianna, amora ballo che mare. Ballo in mare. Personalmente avevo fatto un'esperienza che è durata per un anno sull'Unione Sarda di una rubrica settimanale anche ben sistemata in pagina, di spalla, con incorniciato su 2 colonne in doppia giustezza, che era intitolata Die Brodie, scritta sempre in sardo, che nonostante fosse scritta in sardo logudorese aveva avuto un grande gradimento da parte dei lettori. Del resto l'esperimento del TG in sardo e di Sarregionata Sardegna 1 è stato un esperimento che ci ha dato diverse soddisfazioni spirituali, perlomeno, e non solo in Sardegna. Ma ricordo quando io stavo fatto su delle giornali in Sardegna 1, una cosa che sapore rivoluzionaria, in sardo, fu la prima volta forse, o una dei primi se ci si faceva su delle giornali, non si scriveva in sardo nei giornali, so è una cosa, pensa se per normali posso tre ballo ci ha fatto tu, poi battaglia ci ha fatto tu. Alcuni hanno dato a me merito delle battaglie che io ho fatto in quei quasi 4 anni da direttore dell'Unione Sarda, ma il merito devo dividerlo almeno in parte con lui, che mi ha ispirato sulle servitù militari e su tutta una serie di altre cose. E poi tra i meriti quello di spronarmi sulla lingua sarda. Il titolo Beneni du Franciscu
in occasione della visita del Papa, fu partorito da lui, da me coperto politicamente, giornalisticamente, messo in prima pagina, e invece da lui suggerito, dice bisogna dare un segnale forte. Calcanna Iustala intendo su dovere pro sta terra in noi sonaschi di noi spero e morrere, devi scrivere in lingua salda le cose al devius in polto e quando mi chiamano a qualche luogo faccio sempre il saldo, non me ne importa nulla. Qualche volta mi combina in qualche scuola che lo spizzino domandano ma questo uomini non riesco a fare dare italiano, domanda a traissero e questo a me mi fa che d'orgoglio, non vergogna. Poi su Salimba Sarda fu veramente Salimba del suo popolo. Non si poneva questo problema di una lingua ufficiale, perché adesso ci vuole fu dei uomini delle istituzioni, se intro di questo sistema, se stai sempre intendi uno strangio, a intro di questo, isso si intende al libero quando fu in mezzo a gente, quando fu in mezzo dei scantatori. Poi su Sardo fu proprio una lingua di libertà, di fuori delle istituzioni, dunque non serviva da standardizzare, di fare una lingua ufficiale, tenia un'altra idea. E in questo ragionava su me, del folklore, del folclorismo, del suo scritto già, del suo pericolo lavoro, del si fa buone dessa cultura ufficiale, io non pago in questo diritto popolare senza ipotesi. Certo che poi però, sa valentia ci tenia adesso scrivendo, e tutte queste cose si ha inventato, o non due suo tempo, so de abtai, tutto si è fatto per modernizzare su Salimba Sarda, e come te da maniciata, cioè ci non è un sardo illustre su sua, io proprio non comprendo cali potesse, ecco, devo dinarare sempre, ci tu in c'è sagreto in questa cosa di Salimba ufficiale, Salimba 2 diventa fatta ufficiale, vedete sicuramente saprà bella, se lo sa debba accontentare di una prulleggia. Torra musa salibra mia linu Proghi parizzos non mi garzan bendere Che un'andala giara e su cammino Basta de non dar orta pro bassennere Como su tempus qui dis Isaias Veni commentenie supra crastu Su tempu de su parpu e de s'arrastu Su tempus fortes sas animas vias La inosservanza di una constatazione base del lavoro di giornalista, che il giornalista è un mediatore tra la fonte e il pubblico. Come diceva Enzo Biagi in un famoso libro di qualche decennio fa, è un testimone del tempo. Paolo, giornalista che intendeva i quotidiani sardi e soprattutto il principale dei quotidiani sardi come un qualcosa che deve essere a disposizione della Sardegna, che ha un dovere civile, che ha il dovere civile di difendere la Sardegna e i suoi cittadini. L'esempio, lui diceva sempre, giudichiamo le persone non da quello che dicono ma da quello che fanno. Un'altra delle frasi che io uso sempre, rubata da lui, è bisogna essere quel che si dice di essere, perciò bisogna fare le cose. Io su molte cose ho ritrovato un esempio. Lui andò via la prima volta dall'Unione Sarda per andare a fare il capo ufficio stampa della regione, ci tornò nel 1999 con il direttore Bandino, dove curava una bella pagina della cultura in sardo, e andò via il giorno dopo che Bandino andò via da fare il direttore dell'Unione Sarda. Ci tornò con me direttore e andò via il giorno dopo che io ho smesso di fare il direttore dell'Unione Sarda. Come giornalista e come scrittore lui ha raccontato la Sardegna dal basso.
la Sardegna minore, quella che difficilmente trova spazio nei media, nei giornali. Lui è andato a scovare le storie minori perché credeva che la Sardegna andasse raccontata così. Era convinto, come Liliu del resto erano grandi amici, che la vera storia della Sardegna fosse storia di villaggi, storia di paesi. In effetti non c'è nessun paese dove credo che Paolo non sia stato a portare la sua voce di Sardegna. Erano intellettuali del popolo. Ecco, questa è una classificazione di merito che mi piace attribuirgli perché lui privilegiava soprattutto il rapporto con la gente comune, con la gente semplice. Con l'arrivo a Nuoro di Paolo Pillonca nell'ottobre del 1979 nasce formalmente la redazione nuorese dell'Unione Sarda. L'ufficio di corrispondenza esisteva già da molti anni, da circa una ventina d'anni, però la redazione vera e propria, cioè con giornalisti professionisti, sorgeva in quel momento, quindi ci dovremmo dare un'organizzazione diversa, coordinare diversamente il lavoro e comunque dare anche una qualità diversa alla produzione delle pagine di Nuoro. La scelta dell'azienda fu giustificata dal fatto che Nuoro in quel momento era al centro dell'attenzione non solo regionale ma nazionale e anche internazionale a causa dei sequestri di persona. Mi ricordo nell'agosto del 1979 c'erano 13 sequestri di persona contemporaneamente in Sardegna, fra cui quelli di Fabrizio André di Dorighesi, per dire dei nomi noti. Il periodo nuorese è stato sicuramente il più fecondo per il giornalismo sardo. Alcune delle migliori firme del giornalismo sardo stavano proprio nella redazione di Nuoro, tanto alla Nuova Sardegna quanto all'Unione Sarda. In anni tremendamente difficili, dove bisognava raccontare quasi tutti i giorni storie di banditismo. L'epicentro di tutti questi fatti criminosi era Nuoro, le sue montagne, i paesi del circondario, e quindi necessitava di una presenza giornalistica non solo organizzata dal punto di vista materiale ma anche professionalmente all'altezza di cogliere le novità di questi processi, i legami col passato, riuscire ad evitare la facile criminalizzazione delle popolazioni del barbaricino, cioè pastore uguale bandito e tutte queste cose qua che poi alcuni giornali della penisola scrivevano sposando degli stereotipi che appartenevano ai tempi di Graziano Mesina. Io sia zucchero su sangue caliente, manco medaglia oro nella Vicente, sun piangendo su cutuizzinos e pobida. Svagen luttu, morto sposida. Cantore puso ancora, ma che re lo frame.
Queste cose lui le faceva molto bene, le faceva con un'attenzione che evidentemente gli nasceva dal cuore. Lui conosceva l'ambiente, era cresciuto a Orgosolo, poi si era formato a Nuoro e poi non ha raccontato soltanto storie di violenza e di banditismo, ma ha raccontato anche storie minori, come dicevamo prima, quella Sardegna dal basso, oppure le cronache dal sottosuolo, mi pare che in un libro le chiami così, cronache dal sottosuolo. È scomparsa quella che in gergo si chiama cronaca bianca. Questo un po' dipende dal rinnovamento delle tecnologie, dal totem computer che costringe il redattore ad essere un uomo macchina e quindi ne ostacola i movimenti nel territorio. Prima le notizie si andavano a cercare. Passi scuro compare mica orta d'imboe, morro che sul mare che era malo proe. Però posso dire in generale che la credibilità della nostra categoria, già bombardata abbondantemente da discrediti vari, non soltanto in Sardegna, qui in Sardegna ne risulta, devo dire francamente anche per colpa di pochi, per colpa diretta, ma per colpa indiretta di noi tutti, forse più compromessa che altrove. Quando torno a Cordoso orbalente si tremene, sapete a tutto, ma la Ma non è possibile che noi siamo diventati un popolo di sequestratori, bombaroli e drogati, perché questo risulta dalle pagine dei quotidiani. Tutto il versante solare della realtà sarda, o gran parte del versante solare appunto di bene, di progresso, di evoluzione, di iniziative nuove, non esiste se non come fatto eccezionale quando magari il protagonista di un'iniziativa è amico del redattore. Si scuro compare mica orta d'imboe, si scuro compare mica orta d'imboe, si scuro compare si scuro e anche il fenomeno e a lei voglio il mio amore. Perché noi ci accorgiamo, i nostri organi di informazione si accorgano che un fatto o un personaggio è importante, perché questo avvenga occorre che qualche altro da lontano ce lo battezzi. Faccio un brevissimo esempio del tenore Remuno Locu di Bitti, quello di Daniele Cossellu. Quando Peter Gabriel ha messo il timbro, allora il tenore di Bitti ha avuto risonanza anche da noi, e poi magari ci sono state delle degenerazioni. Perché poi lui fu chiamato a dirigere l'ufficio stampa della regione sarda. Allora il presidente era un nostro amico, Mario Meli, sardista, e voleva che anche nella comunicazione la Sardegna fosse trasmessa come Sardegna, ecco, non più burocraticamente come si faceva fino ad allora con i comunicati più o meno senza anima. Quando Paolo arrivò nell'88 ero
segretario regionale del Partito Socialista, ma anche consigliere regionale, quindi sapevo chi era, ci conoscevamo, insomma, come le persone che si conoscono senza avere consuetudine di frequentazione. Quindi quando cominciai ad avere con lui un rapporto più frequente, quando lui diventò capo dell'ufficio stampa della regione, ho sempre considerato nell'attività che ho svolto io, Paolo, più un consigliere nelle cose che facevo, sotto il profilo della comunicazione, e anche uno che mi aiutava a leggere meglio quello che stava succedendo. Qualche volta era lui che mi diceva: guarda che queste cose le devi dire tu, non è la stessa cosa che le dica un altro, sei il presidente e non sei solo il presidente, insomma, diciamo, più che quello che si occupava della comunicazione, quello anche che mi consigliava come farla, cioè non c'era mai tra me e lui un rapporto voglio fare questo, bisogna farlo così, insomma discutevamo insieme come trasmettere il messaggio e poi dopodiché lui era assolutamente libero di organizzare il lavoro come riteneva, anche perché la sua era la funzione di uno che doveva fare la comunicazione istituzionale, quindi non di una parte, non di un pezzo, insomma, in generale di quello che faceva la regione, e in particolare lui si occupava anche degli assessori. Le passioni della Sardegna interiore, un po' tutte, sono sentimenti forti proprio perché non si nutrono di parole, sono come cullate, accarezzate nel silenzio. Il silenzio come fortificatore di parola e anche come fortificatore di passioni. È un tratto che dovrebbe essere studiato un po' meglio forse, non sono proclamate, però sono forti e di norma durano tutta la vita. Un cavaliere che ha coltivato la passione del cavallo può anche essere caduto, può avere le vertebre fuori posto, ma credo che i suoi sogni inizino e finiscano con il cavallo. Sasi stagione sta una vatta più su tempo sa carena t'ha distrutto, ma pro chi sia scommo in terra rutto, lei su coro non devo derrue. Fito Tastrino adorava il Gennargentu, adorava e parlava spesso dei mufloni. È ovvio che il mio legame con lui era basato su tante cose, ma era soprattutto basato dalla condivisione di questi valori. Frorer de Mendula, Piero sa che è la canzone che io preferisco del suo repertorio in generale, non solo delle canzoni di Paolo. Perché? Perché Paolo in quella poesia esalta l'amicizia tra due persone, il ricordo struggente di quello che è rimasto nei confronti di quello che è andato via, e quello che è andato via era lui stesso, un'essenza della natura. Favedava Pacu, ma conoscia da Sonuscu, Samuvra, Sapredi che esistria. Ecco perché davvero io ogni volta che lo ascolto riesco a rivivere Merriolo in quel bellissimo tempo Sacarena dal distrutto. T'ammento e sì che fui ti sa tristura che mi indeatti su tempo d'annarzu torro in colore che sa natura con sosfrorer de mendula il frearzu.
quando il poeta fa parlare della fontana, quasi che la fontana di Gauset si correggiasse per chi andava e va ancora ad attingere acqua, qualche cosa di più del dono materiale dell'acqua, pur graditissimo che la fontana è in grado di fare a chi la visita, ma qualche cosa di più profondo, che potrebbe essere ad esempio la sua dirittura di uomo che non si piega, Peppino Mereu o Minintreu che non si piega, Peppino Mereu capace di rinunciare a vantaggi materiali pur di non uscire da quell'alveo ideale che era profondamente radicato in lui. C'è l'acqua, può anche arrivare il gelo, su Entu, su Frittus, a Fiocca, Saidia, che può ghiacciare l'acqua, ma non può seccarla. L'acqua continuerà. Se noi torniamo alla parola scritta riscopriamo intanto un grande giornalista, ma un grande scrittore. Lo testimoniano tutti i libri che ha prodotto. Io qui ho L'Isola del Cuore, Il silenzio e la parola, Madre Terra, Nonna Luna, Nara Sudiciu, la storia dei proverbi della Sardegna. Ma ecco, se tu mi chiedi qual è il libro più importante che ha scritto Paolo, io non ho nessun dubbio. Il lascito culturale, politico, morale di Paolo Pillonca è in Beberè. Beberè è la storia, è una favola, l'uomo vive con le favole da più di 3000 anni, dove la protagonista è una mufla che è l'animale caratteristico del Gennargentu, altro luogo raccontato e amato da Paolo. Beberè vive due volte, la sua prima vita l'ha vissuta da donna che ha conosciuto le gioie degli umani, non ha avuto il privilegio del parto, un privilegio che ha invece da animale. Arriva il momento in cui la mufla si deve ritirare, perché questo accade agli animali selvatici, per morire. E quando cerca il luogo soleggiato per morire, Beberè pensa al destino della mia terra diletta, dimenticata dai governi di Torino, Roma e Cagliari, disprezzata e tradita dagli stranieri fin dall'antichità e adesso ferita anche da molti degli stessi figli suoi, quelli avidi di danaro, i traditori della propria madre. Sunt tornados a nasce, so zanzones de murva, e pare su erano cariñados de sole que los llaros, que era manco sombrerno en niedas, che bisestra un sirvones in aprile. I pensieri, è sempre Beberè che parla, mi portarono alle industrie forestiere piazzate nella mia isola e a rischi mortali dei loro veleni, tenuti sempre segreti, e alle servitù militari sparse dappertutto, dove più, dove meno, in particolare alla Maddalena, Teolada e Perdes de Vogo. Alla fine il peggiore pensiero venne al mio cuore per la lingua sarda, la lingua della culla e della tomba, del cuore e della mente, la lingua degli antenati e della madre terra, la bandiera luminosa della nostra identità. Lasciarla morire come fanno i politici e gran parte degli uomini di cultura significa distruggere alla radice il popolo sardo e condannarlo all'oblio perpetuo. Ecco, questo credo che sia il messaggio, il lascito più importante che ci lascia Paolo Pillonca. Questo, a mio avviso, è un messaggio che non può assolutamente morire. Paolo ci consegna questo in eredità. Tocca a noi portare avanti questo suo pensiero. Chi è faeda da ultimera deve fare e gasi a fare come t'ha fatto uno desti monzu de Orune, uno manzano in tribunale, che è restato un rizzureu
Sente che vai ad una cadrea e il suo presidente l'ha nato, signor Sanna, si accomodi. No, il presidente, non sta a stentare. E Gaia per fare che deo non stento. Quando si andava poi, l'ultima volta da visitare in ospedali, mi ha preguntato, dove fu di signora Grazia pure presente? Quando si furriava una parte, da fu mia da Savovida, perché da Savovida. No, ascolta, in oggi non mi hanno buffare, che la c'ho per piacere, perché mi hanno un birroncino in sul bar dell'ospedale. E penso che questo birroncino a base scomodo Paolo si sta gozando di davvero. Adios. Devo entrare in mezzesa, tengo questo oriolo, itte potto fagere, deo, e tutto noi sì. Proaire, s'ausenzia tranquilla, che hanno non facciamo sa pregunta, itte al fatto pro sa terra tua. È una terra che ho il vivente, questa è una tragedia proprio, è il vivente, una condizione che è speulmeda de 40 anni innanzi e anzi de 46, quando Gianfranco Pintora ha descritto Sardegna, regione o colonia, noi si oe semus peusu, che a soldanno de tanto abbiamo aggiunto sol velenoso de esas industrias e de esas terapie militares. E tanto, in conclusione, mi dia piacere chi dai noghe cominciate moada, come moede sabato un rio da una fontana de monte che a primo pare nuda e poi diventa rio, chi impaghe tra noi sì, fino a sconfrontende non si brighende, però impaghe fettiamo questo miracolo, che in Sardegna non bisogna resessito, nessuno ben resessito, dendessire, dai questa terapia, dai questa colonia, in UE non hanno isolato, però essere, è come una raiata, è un poeta disfortunato, morto a 29 anni, Peppino Mereu, però essere liberos, rispettados e uguales. Sardos con me questa sera Paolo Rossi Cavizzano. Roberto Ursuli, Stefano Casti, Maurizio Rizzilio, Gianluca Cadau, grazie a Sebastiano sul mixer, grazie a Tonello alle luci, grazie Gimba. Tutti per Paolo oggi, tutti insieme. Perché i poeti non muoiono mai, ricordatelo, non muoiono mai. Grazie a tutti, grazie a non dire sempre sanos e sardos.
in sas dies niedas galana e arveschida giara lentore in saverra bruciata se sto